Aziende che chiudono o che delocalizzano, imprese che falliscono o che ristrutturano al ribasso, ridimensionando l'organico produttivo e difficoltà di accedere ai mutui a causa della crisi economica. In questa realtà è utopistico o quantomeno difficile parlare di occupazione, un quadro che ha contribuito a far aumentare la sfiducia nei cittadini, in particolare nei giovani, anche nel nostro virtuoso Veneto. L'argomento è stato oggetto di un convegno di studio a carattere regionale che ha avuto luogo nell'auditorium della cantina di Soave in borgo di Roccasveva. In questa sede l'organizzazione regionale Lavoro e Società ha presentato i nuovi modelli e strategie per l'inclusione e l'occupazione nel mondo del lavoro. Allora, guardi, il modello che noi abbiamo così approntato è un modello che vede il privato affiancarsi al pubblico, cioè nelle politiche del lavoro alla provincia sostanzialmente, perché è l'ente deputato a farlo. La provincia quindi si avvale di un ente privato o di più enti privati per svolgere le sue politiche del lavoro. Che cosa consistono queste politiche del lavoro? Nella sostanza consistono nel creare piani di azione individuale e inserirsi dentro nelle imprese con piani di azione aziendale, vale a dire incrociare i piani di azione individuali con i piani di azione aziendale, perché solo così riusciamo a fare meglio incrocio domanda-offerta. Le istituzioni, da quanto abbiamo sentito, sono coinvolte in prima persona. La priorità per il Veneto sicuramente e per questa giunta è il tema del lavoro, vuol dire lavoro più qualificato, vuol dire lavoro che si deve ricreare, vuol dire essere a fianco delle aziende in difficoltà, ma vuol dire anche mettere a punto tutti quegli strumenti tra pubblico e privato con una catena della sussidiarietà e della solidarietà che oggi sono anche il valore aggiunto della nostra comunità veneta.